Abbiamo affrontato la prima ondata a mani nude. Per la seconda sembravamo avere tutto. E invece cos'è accaduto? Questa è una domanda che non si può eludere. Lo dico all'assessore Lanzarin, che invece ringrazio per essere presente in aula. È irresponsabile non chiedersi, avendo tutte le armi pronte, cosa sia accaduto e cosa non ha funzionato. Il problema è che eravamo preparati, Assessore, ad affrontare la prima fase dell'onda, per contrastare la quale si tenta di fermare o rallentare la circolazione del virus mediante l'isolamento degli infetti e il tracciamento dei contatti. Ma non abbiamo voluto intervenire quando la rapidità della diffusione e la molteplicità dei contagi era tale da vanificare l'efficacia del tracciamento e dell'isolamento. Di fronte ad una diffusione del virus incontrollata, quella che si registrava in questa regione già da ottobre, con punte di 5.000 nuovi contagi al giorno, tutto il sistema è saltato, qualsiasi sistema sarebbe saltato, anche quello virtuoso descritto dalla Presidente Brescacin. Anche in altre zone del Paese è saltato. La differenza sta nel fatto che in altre regioni, penso alla Lombardia e all'Emilia, c'è stata la forza di passare alla fase nuova, mentre qui si è scelto di negare l'evidenza. Guardate, sono i mesi che con 5.000 contagi al giorno il Presidente Zaia in televisione ci spiegava che non è vero che c'erano tanti contagi, solo che noi facevamo tanti più test. Che non è vero che c'era da preoccuparsi, perché il 97% dei contagiati in Veneto erano asintomatici, che non c'era bisogno di preoccuparsi, perché negli ospedali c'era posto per curare tutti. E mentre noi dicevamo queste cose, la Lombardia era in zona rossa dai primi di novembre e l'Emilia-Romagna in zona arancione la volta successiva. Quella era la fase critica, quella era la fase in cui per dover prendere decisioni scomode, probabilmente impopolari, decisioni che rischiavano di mettere in discussione l'immagine tanto faticosamente conquistata durante la prima ondata di regione virtuosa nella lotta al virus, che rischiava di aprire un conflitto con le categorie economiche della regione più produttiva del Paese, che rischiavano di scontare quell'opinione pubblica alla quale per mesi avevamo ripetuto che eravamo pronti ad affrontare qualsiasi Covid e qualsiasi pandemia. Questa, insomma, quella era la fase in cui le decisioni politiche erano diventate più importanti dei rimedi forniti dalla scienza, al punto da poterne addirittura vanificare l'efficacia, e questo è avvenuto in questa regione. Perché quando il virus circola troppo, e questa era la situazione del Veneto ad ottobre, per bloccarne la diffusione bisogna bloccare la circolazione del vettore del virus, e cioè le persone. Ce l'ha insegnato la prima ondata, dove ci siamo risollevati grazie al lockdown deciso dal governo nazionale, e noi quella lezione in questa regione non l'abbiamo voluta imparare e siamo rimasti pervicacemente in zona gialla fino a quando è intervenuto nuovamente il governo nazionale con provvedimenti che riguardavano tutto il Paese.